La cassa di espansione del Baganza, progettata e appaltata da AIPO, è un invaso artificiale che sorgerà a circa 15 km a sud della città di Parma. È finalizzata a trattenere temporaneamente una parte delle acque di piena, in modo da ridurre notevolmente il rischio di alluvioni nella città di Parma e nelle aree a nord di essa, tra cui l'abitato di Colorno. L'ubicazione e le caratteristiche tecniche dell'opera sono state a lungo studiate con l'appoggio delle migliori competenze scientifiche condivise da Regione Emilia-Romagna, AIPO, Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e Direzione Nazionale DIG del Ministero delle Infrastrutture e validate attraverso la valutazione di impatto ambientale. Grande attenzione è stata dedicata agli aspetti ambientali e al dialogo con gli enti locali. Come previsto dalla normativa sulle dighe, il progetto è stato perfezionato e testato tramite prove su un modello fisico in scala 1:40, realizzato dall'Università di Parma su incarico di AIPO nel polo scientifico dell'agenzia sito a Boretto. La cassa di espansione occuperà un'area di 8,6 ettari e potrà contenere fino a 4.700.000 metri cubi d'acqua. La corretta gestione dell'impianto sarà garantita da 3 manufatti, il più importante dei quali è una diga dotata di 4 paratoie mobili che potranno essere manovrate per regolare la quantità di acqua in uscita. Poiché il Baganza confluisce nel torrente Parma nel tratto urbano della città, la cassa verrà gestita da AIPO in modo coordinato con quella già in funzione lungo il torrente Parma. È un evento importante, è un cantiere, è il più grande cantiere dal punto di vista di messa in sicurezza idraulica che faremo in questi anni, forse anche per i prossimi, per le decine di milioni di euro che verranno investiti. È un'operazione di squadra, vogliamo mettere a riparo il territorio perché non accada più quello che era accaduto alcuni anni fa con l'alluvione di Parma, ed è anche la dimostrazione della caparbietà con la quale insieme a diverse istituzioni abbiamo lavorato, e credo che sia una bella giornata anche proprio perché continuiamo a investire sempre di più su quella che deve essere una politica necessaria di prevenzione per non dover tutte le volte in questo paese intervenire in emergenza. Su dissesto idrogeologico e gestione delle risorse, in particolare quella dell'acqua, la Regione sta investendo parecchio. Stiamo investendo molto perché era un impegno che avevamo preso a fronte anche di tutto quello che i cambiamenti climatici comportano, no? Qui, non solo qui in Italia, in Europa, nel mondo. Bisogna fare tanto, stiamo provando a fare tanto. Sono interventi ovviamente complessi che hanno avuto bisogno anche di diversi anni tra tutto ciò che ha permesso di arrivare qui, a partire dalla progettazione, però ripeto, una bella giornata perché adesso nel giro di pochi anni riusciremo a realizzare quello che avevamo promesso a questo territorio, e mantenere le promesse è sempre la cosa per chi amministra più importante, anche per dare credibilità alle istituzioni e alla politica stessa. L'apertura di un cantiere, 7 anni sembrano tanti, in realtà in Italia sono un percorso importante perché, come diceva prima il sindaco, non è come costruire un marciapiede, è una risposta estremamente rilevante per un territorio e per una parte della città che ha sofferto tanto. È vero, qua poi stiamo parlando di una diga, in realtà tecnicamente si tratta di una diga, un invaso da quasi 5 milioni di metri cubi d'acqua, ha avuto una gestazione molto lunga, però oggi parlano i fatti. La politica è concreta quando ci sono delle risposte che seguono i tempi che peraltro ci siamo dati, quindi tempi rispettati di gara. È un intervento da 79 milioni di euro, è in assoluto l'intervento dal punto di vista della difesa idraulica del nostro territorio più importante, sia per quanto riguarda la Regione Emilia-Romagna che per quanto riguarda AIPO. In doppia veste sono molto orgogliosa di poter rappresentare oggi sia la Regione che AIPO. È un intervento che ha visto una collaborazione di una squadra dal punto di vista del Ministero, dal punto di vista della Regione e di AIPO stessa, quindi un risultato che porta soddisfazione e mette in sicurezza il nostro territorio con un'infrastruttura che ha delle caratteristiche tecniche che presenteremo che risponderanno anche alle piene duecentennali e ai cambiamenti climatici, quindi un'opera già all'avanguardia. Noi siamo molto soddisfatti. Pizzalotti, per Parma è una risposta estremamente importante quella di oggi. Ma
io penso che, come è avvenuto per la cassa sul Parma, questo sia un momento straordinario e storico. È ovvio che poi servirà del tempo per fare i lavori, ma non è possibile non vedere quanto a valle degli accadimenti del 2014 tutto il sistema, regione, provincia, comune, Stato, si sia messo in fila per arrivare a questo momento. Se pensiamo che se ne parlava da 30 anni, direi che invece sia un grande risultato. Metterà in sicurezza tutto il quartiere Montanare, i quartieri limitrofi, soprattutto in generale Parma, perché muovendosi insieme alla cassa sul Parma, insomma, direi che determinerà la sicurezza idraulica di tutto Parma. Poi ovvio che c'è ancora il tema di Colorno, ci sono altre zone su cui serviranno altre opere, ma non per questo non bisogna partire con la cassa sul Baganza con grande convinzione. L'inaugurazione di un cantiere è un momento importante anche perché in Italia dopo 7 anni effettivamente il percorso è abbastanza tortuoso per arrivare. Sì, anche su questo andrebbe chiarito che 7 anni che sembrano tanti su un'opera come questa che vale più di 60 milioni di euro, ma soprattutto che fondamentalmente ha dovuto avere dei modelli per verificarne l'efficacia, quindi insomma non è che abbiamo fatto un marciapiede, e quindi serve anche tempo per avere la sicurezza di tutti. Gli amministratori e i pianificatori sottolineano come questo tipo di intervento sia sostanzialmente una diga da 5 milioni di metri cubi. Questo, Berselli, cosa significa? A noi interessa molto per i vari usi dell'acqua. Da una parte l'acqua, quindi la cassa, deve mitigare il rischio del dissesto idrogeologico, fondamentale, e dall'altro invece avere acqua e trattenere l'acqua e distribuirla durante il periodo estivo. Questo è un upgrade, quindi è un vantaggio in più per il territorio che ci consentirà di avere un deflusso anche durante il periodo estivo e avere acqua per l'agricoltura. Paolo Andrei, in Italia arrivare al punto di mettere la prima pietra significa già avere fatto un percorso molto importante. Cosa significa per l'università avere contribuito in un modo così deciso e corposo a questo studio? Diciamo che l'impegno dell'università è iniziato ben prima dell'alluvione del 2014, che è stata disastrosa per Parma, ma che ci ha messo ancora più in evidenza quali sono le caratteristiche idrogeologiche del nostro territorio e quindi gli interventi da realizzare. L'Università di Parma già nel 2011 aveva iniziato studi che avevano dimostrato la fragilità territoriale, che chiaramente potevano essere poi implementati con azioni concrete. Chiaramente dopo il 2014 c'è stata una grande accelerazione su questo tema e oggi per noi è una soddisfazione vedere che si realizza un'opera per la quale il nostro Dipartimento di Ingegneria e Architettura, in particolare il gruppo di lavoro del professor Mignosa, ha speso anni di lavoro per realizzare un prototipo che possa essere di ausilio per la realizzazione di questa infrastruttura veramente fondamentale per tutti noi. Direttore, un momento importante, mettere la prima pietra significa spesso risolvere un problema o comunque avvicinarsi a risolverlo completamente. Certamente, problemi di carattere idrologico-idraulico come quelli che la città di Parma deve affrontare sicuramente troverà beneficio da quest'opera, che insieme all'altra cassa di laminazione sicuramente consentirà una gestione degli eventi di piena molto più efficiente ed efficace. La soluzione progettuale peraltro è molto rispettosa dei luoghi e abbiamo anche previsto veramente una progettazione all'avanguardia, richiesto una progettazione all'avanguardia. Confidiamo in una buona esecuzione dei lavori. È certo che i problemi del nodo idraulico fino alla confluenza col Po necessitano di altri interventi, lo sappiamo bene, ma insieme alle misure strutturali come quella di questi giorni, certamente anche le misure non strutturali come i piani di protezione civile contribuiranno certamente a una migliore soluzione della situazione. Per chi come Giuseppe Del Sante, presidente della provincia, conosce il territorio e quelle che sono le sue criticità a livello di dissesto idrogeologico e le conseguenze anche alluvionali, perché viene da quel territorio, un'opera come questa diciamo che dà più sicurezza. Assolutamente sì, credo che sia un'opera di prevenzione, di vera prevenzione, che permetterà di mettere in sicurezza sia la città di Parma ma anche tutti i paesi che sono a valle, fra cui il nodo idraulico critico di Colorno, dove abbiamo visto anche pochi anni fa purtroppo c'è stata una grave alluvione, e quindi credo veramente che questa sia un'opera fondamentale.
Ecco, poi ci sono altre vallate che necessitano di interventi. Le priorità, avete fatto di recente anche un monitoraggio frane, un monitoraggio di quelle che sono le ripercussioni anche sui territori dei corsi d'acqua. Sì, questa è un'opera, come dicevo, fondamentale, ma non dobbiamo dimenticare quello che c'è a monte, quindi assolutamente bisogna tenere l'attenzione alta su quella che è la manutenzione dei RI, anche i cosiddetti minori, perché poi si vede che quando scende a valle provano comunque dei danni e quindi dobbiamo tutti insieme lavorare per una vera difesa attiva dell'Appennino. Mirella Vergnali, quali sono le caratteristiche principali di quest'opera idraulica? Allora, è un'opera che conterrà circa 5 milioni di metri cubi di invaso, è formata da 2 comparti, uno è in linea e uno in derivazione, sia parallelo al corso d'acqua. Ci sono 3 manufatti in calcestruzzo, un manufatto centrale costituito da 4 paratoie piane che formerà appunto la diga, che è quella che permette la regolazione, anche quindi la regolazione di diverse porte in uscita. C'è un manufatto B che è di fianco al manufatto A, che serve appunto per portare l'acqua dal comparto 1 al comparto 2, e un manufatto C che è un manufatto di scarico che permette quindi sia lo scarico di sicurezza nel caso dovesse avvenire una pina millenaria, sia quando tutti i 2 comparti sono pieni e poi viene scaricato.